Pier Giorgio Pulici oggi a Siniscola per presentare le sue due ultime fatiche letterarie, L'ira di Venere e La scelta del buio. Pier Giorgio, parlaci dei 20 racconti contenuti nell'Ira di Venere, come nascono e cosa lega l'un l'altro. Allora, sono 20 racconti ispirati da alcuni fatti di cronaca reale. Il tema che li accomuna tutti è il fatto che le protagoniste sono tutte donne. I temi trattati sono tanti, però sono quasi tutti legati alla violenza di genere, quindi una violenza nei confronti delle donne, quindi femminicidio, mobbing, stalking, tutta quella serie di violenze sia fisiche che psicologiche che vanno a colpire le donne. Quindi sentivo l'esigenza di cercare di capire, di andare un po' alle radici del motivo di tutta questa violenza, e l'ho fatto raccontando delle donne dal punto di prospettiva, quindi il punto prospettico delle donne. Quindi ho dovuto adattarmi a una forma mentis femminile per cercare di raccontare queste storie così tragiche. La scelta del buio invece è il libro recentemente uscito e il secondo Canto del male dall'omonima serie. Pier Giorgio, facci un brevissimo profilo del commissario Strega. Il commissario Vito Strega è un poliziotto un po' sui generis, particolare, perché non è tanto un poliziotto d'azione, è più un uomo con un retroterra culturale da psicologo e da filosofo, quindi è un umanista per certi versi, un uomo che è più affascinato dalla psicologia della devianza criminale, quindi è un uomo più ossessionato dal perché si delinque, dalla psicologia degli assassini, dei criminali. È più un poliziotto alla Maigret, per darvi un po' un'idea, ed è un uomo che non riesce a non prendere ogni caso sul personale, e questo lo rende davvero un investigatore che non si arrende, non si ferma finché giustizia non è fatta, a costo di andare contro i propri superiori e di agire un po' alle spalle, diciamo, del codice di procedura penale. Pier Giorgio, L'ira di Venere e La scelta del buio sono due cosiddetti lavori in solitaria. Parlaci del collettivo Sabot creato da Massimo Carlotto. Il collettivo Sabot è una sorta di scuola che è nata intorno a un progetto particolare, che è stato il progetto di un libro che si intitola Perdas de Vogu, e appunto racconta le vicende del salto di Quirra, quindi del poligono di Perdas de Vogu. Massimo Carlotto aveva raccolto attorno a sé un gruppo di giovani autori a cui in qualche modo ha insegnato il mestiere, però l'ha fatto sul campo, cioè ci siamo riuniti attorno a quest'idea di raccontare cosa stava accadendo davvero all'interno del poligono, quindi una storia che era quasi un tabù in Sardegna, e lui ha sfruttato questa storia per insegnarci, per aprirci in qualche modo la sua bottega da artigiano della scrittura e insegnarci tutti gli strumenti, mostrarci e insegnarci come usare tutti gli strumenti del mestiere. E da lì è nato una sorta di percorso, una nave scuola che è questo collettivo, dove poi noi abbiamo, come dire, strutturato meglio la nostra professionalità, la nostra sensibilità autoriale, e poi ognuno di noi ha cercato di farsi una strada propria con dei romanzi in solitario. Ringraziamo Pier Giorgio e insieme a lui salutiamo i lettori di Siniscola Notizie. Grazie a tutti i vostri spettatori e lettori e speriamo di vederci presto.